Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. La Magnum Opus solcava gli oceani siderali guardata dagli occhi indifferenti di miliardi di soli. Nebulose dalle forme fantastiche congelate nello spazio regalavano le mutevoli delizie di colori senza nome, ma Rubeum non si curava di tali indicibili meraviglie, poiché chiuso nella sua cabina adibita a studio, era attratto da prodigi d'altro genere, e benché si potesse stentare a crederlo, essi erano già antichi quando quelle nebulose erano ancora racchiuse in stelle ben lungi dal collassare. Con la sola compagnia dei sibili rauchi prodotti dai soffietti d'alluminio che di fatto ormai costituivano quasi totalmente il suo apparato respiratorio disfunzionale, attraverso le potenti lenti degli occhiali ispezionava le pagine di papiro di quell'antichissima edizione del Necronomicon, redatta in tempi così remoti che persino le banche dati più aggiornate e complete faticavano a rimembrarli. Quel che Rubeum era arrivato a scoprire, in lunghissime e poco salutari ricerche nelle profondità di archivi quasi dimenticati, aveva del portentoso. Nella sua carriera di bibliofilo aveva avuto modo di contemplare almeno una decina di edizioni del Necronomicon, e di queste almeno 3 persino su formato cartaceo, invece che su supporto digitale. Tuttavia mai prima di allora ne aveva maneggiata una non solo di tale antichità, ma completa di quello che pareva un capitolo non presente negli altri esemplari. L'iniziale stupore del bibliofilo era stato inibito dal sospetto che ciò fosse indice sicuro di un'abile contraffazione. Questo scaturì le più scrupolose indagini per venire a capo di tale gustoso enigma. Le analisi preliminari di natura qualitativa e stilistica avevano fruttificato in risposte incoraggianti. Se di falso si trattava, era un falso di natura pregevolissima, e l'artefice avrebbe meritato le lodi più sincere da parte di Rubeum. Tuttavia, gli esami di laboratorio, costati non poco al ricercatore, avevano sentenziato senza tema di errore che il papiro sul quale quegli elenchi di formule, preghiere, simboli e immagini erano tracciati doveva arrivare sul serio da un passato che antecedeva di molti secoli le più rudimentali forme di scienza e civiltà. Questo, intersecato alla constatazione che l'idioma utilizzato per redigere tale grimorio era il greco antico, diede come risultato la certezza che l'oggetto doveva essere stato realizzato dopo il 950 d.C., anno in cui Teodoro Fileta aveva tradotto dall'arabo al greco il volume. Eccetto per il capitolo aggiuntivo e sconosciuto, il manuale non presentava alcuna differenza da altre pubblicazioni che Rubeum aveva avuto modo di ispezionare. Ogni parola aveva trovato il suo riscontro e la sua corrispondenza in altre opere, e ogni ulteriore esame non aveva fatto che rafforzare una sola ipotesi, ovvero che quell'incredibile libro fosse autentico. Ciò però non gettava alcuna luce sul capitolo segreto. La carta di papiro, l'inchiostro, lo stile e anche la lingua si uniformavano in ogni minuzia a quelli dei capitoli consueti, e questo indicava che era stato composto da un'identica anonima mano, ma non poteva svelare se esso fosse comunque da considerarsi apocrifo, un appendice che forse non serbava neanche una briciola dello sbalorditivo, stratosferico potere del volume, una potenza che Rubeum ben conosceva e che aveva già sperimentato con soddisfazioni e tormenti in egual misura. Se era ridotto a una carcassa, più macchina che uomo, lo doveva in parte anche ai devastanti effetti che le formule contenute nel Necronomicon erano capaci di sprigionare, ma era uno scotto pagato con risolutezza, poiché gli aveva fatto scorgere verità che il più intelligente e aggiornato scienziato della sua epoca non sarebbe neanche arrivato a sfiorare nei più febbrili sogni indotti da qualche droga.
Più si addentrava negli intricati misteri di quel libro e più il dubbio si diluiva nell'esaltazione. Ciò che i suoi affaticati occhi avevano l'onore di osservare era la più incredibile e prodigiosa di tutte le scoperte mai effettuate dall'uomo in millenni di storia. Se lui fosse vissuto in ere più retrograde, dove per viaggio spaziale si intendeva la ridicola spedizione di qualche grossolana sonda per grattare la ferrosa superficie di Marte, quella rivelazione gli sarebbe stata del tutto inutile, perché non avrebbe avuto i mezzi necessari per sperimentarne le vastissime potenzialità. Ma il fato aveva voluto premiare i suoi tanti dolori e le sue innominabili pene, facendo sì che la sua epoca fosse quella in cui l'umanità aveva colonizzato pianeti che un tempo erano stati appena intravisti con l'ausilio di potenti telescopi. Il capitolo segreto del Necronomicon, sebbene scritto in tempi in cui la massima espressione tecnologica erano i carri e le bussole, trattava indubbiamente e in modo sorprendentemente preciso di materie di natura cosmica e spaziale. La mente di Rubeum, surriscaldata dall'incredulità, si contorceva nel tentativo affannoso di capire come ciò fosse possibile, ma la risposta si rifiutava di dargli sollievo. Era indubbio che l'autore era pratico di pilotaggio di navicelle per viaggi interstellari, o almeno aveva trascritto sotto la dettatura di qualcuno che ne era esperto. Malgrado la barriera linguistica e l'astrusità di certe terminologie, complicati giri di parole per definire e descrivere qualcosa che in quei secoli non si era neppure arrivati a sognare, Rubeum riuscì, nel non facile compito, di carpire da quel testo quanto bastava per convincersi della sua bontà. Tutti quei diligenti elenchi di cifre, quei calcoli, quelle indicazioni si potevano traslare in efficaci coordinate che assai semplicemente potevano essere inserite nel pilota automatico di una qualunque astronave. La meraviglia di tutto questo però sbiadiva se confrontata a quello che era lo scopo ultimo del capitolo segreto. Quelle 30 pagine aggiuntive, infatti, erano depositarie di un potere che da solo bastava a ridurre tutti i portenti dei precedenti capitoli a meri trucchi da saltimbanco. Gli incantesimi per generare o scacciare le malattie più terrificanti, le litanie per contorcere le leggi della fisica, gli strumenti per trasformare la materia, fino ai rituali posti all'evocazione di incommensurabili entità nate prima dell'universo medesimo. Tutto questo non era che ridicolo folklore paragonato a ciò che prometteva l'ultimo capitolo. Un bussare discreto interruppe le meditazioni del bibliofilo, che sollevò la testa glabra irradiata da vene bluastre dalle pagine del libro, borbottando il permesso di entrare. Sul vano della porta della cabina appareva Albeda, l'unica donna dell'equipaggio, un ex medico della Confederazione Epicurea radiata dall'ordine per la conduzione di esperimenti illegali. Come sempre la visita di quel corpo flessuoso e agile innescò nella mente di Rubeum un misto di invidia e appetito. Lo sguardo di lei, posandosi sul suo organismo deforme, mosso più dalla forza meccanica che dalla strenua potenza del suo sistema nervoso, non tradì nessuna emozione, come al solito. Con tono clinico comunicò che tutti loro erano pronti per la fase 1. Le labbra purpuree di Rubeum confezionarono un sorriso sghembo sotto la semisfera opaca della sua maschera e rispose con un cenno d'assenso. Godette delle curve di Albeda ancora per un attimo mentre questa si allontanava, prima di raccogliere il suo prezioso libro e uscire a sua volta dalla cabina.